Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Come sapete l'Italia è una penisola circondata dal mare, eppure per tanti secoli non ha conosciuto la balneazione. Il mare serviva da autostrada d'acqua o serviva per la pesca, ma non per altro, che è il destino, se volete, di un altro grosso patrimonio naturale che è la montagna. Per tanto tempo si andava per monti per cacciare o per prendere dei materiali, ma non certamente per fare passeggiate. L'arrampicata non era conosciuta. Insomma, andare al mare o andare in montagna non per fare qualcosa non esisteva. E è un po' l'atteggiamento di sospetto che ha l'uomo nei confronti della natura. Tornando al mare, invece, sappiamo, è la nostra storia. Le coste da mero patrimonio naturale hanno cominciato ad essere utilizzate, è cominciata la balneazione come fenomeno di costume e poi si è arrivati al turismo e anche al turismo di massa. È quindi molto interessante, secondo me, la collana in cui è inserito il libro di cui parliamo oggi, Storia della balneazione in Italia. Oggi ci occuperemo di balneazione a Venezia, perché c'è stata anche una balneazione in centro storico, e di balneazione al Lido, che c'è stata e continua tuttora, e il Lido continua ad essere una spiaggia speciale. Speciale intanto perché ha conservato molto, accanto a alcune brutture, ha conservato molto del fascino di un tempo. Io trovo sempre molto simpatico raccontare cosa sono le capanne a chi non è di Venezia, che ogni volta bisogna raccontare tutta la storia perché non lo comprendono. E poi ha una particolarità unica che ha dietro Venezia. A parlarci oggi il nostro socio Pietro Lando, di cui io sono una grande fan, perché è un uomo che sa, come dire, accomunare cultura, capacità di divulgazione, è una guida perfetta. Io ho fatto alcuni di giri a Venezia con lui ed è veramente strepitoso, dicevo, per la competenza e anche la passione che mette nel raccontare la nostra terra, il nostro territorio. Ognuno di noi, secondo me, ha dei ricordi personali del Lido perché tutti abbiamo passato e continuiamo a passare le estati, ma credo che oggi, grazie al nostro autore e a due studiosi, Luigi Fozzati, archeologo subacqueo, e Francesco Musco, docente di pianificazione urbana, probabilmente sapremo qualcosa di più. Grazie per la vostra presenza e buon incontro. Allora, buonasera a tutti, ringrazio la Presidente per aver dato l'opportunità di presentare il libro del vostro socio e inquadro velocemente il libro nell'ambito di questa collana che abbiamo voluto costruire su quello che è il rapporto tra l'uomo e l'acqua. In questo caso l'acqua è quella salata del mare. Non è sempre stato così. Per la maggior parte della presenza dell'uomo sul pianeta Terra, l'acqua del mare è stata qualcosa di nemico. Non era un'acqua da frequentare. Abbiamo delle presenze sulle spiagge, quindi in ambiente sabbioso, del Mediterraneo, frequentate da piccoli gruppi di uomini nel 300.000 anni fa, a Terramata in Francia, e ci andavano solo d'estate. Altri esempi di questo tipo li abbiamo sparsi per diverse località costiere del Mediterraneo, però non c'era mai stata una frequentazione legata ad un aspetto ludico come quello delle spiagge che noi oggi conosciamo. Allora, che cosa è successo? È successo che anzitutto la spinta a vincere la paura dell'acqua nasce in ambito medico.
nasce in ambito medico perché la paura dell'acqua come ambiente che trasmette malattie non è vero, ma a dirlo sono i medici, che cominciano a considerare l'acqua un elemento invece favorevole per guarire. Quindi prima è l'acqua non propriamente salata, poi l'acqua non propriamente salata ma fredda, e poi fa bene l'aria di mare, e allora alla fine fa bene anche l'acqua salata del mare, e alla fine fa bene anche il sole. Quindi questo è l'itinerario che avvicina l'uomo al mare. Non a caso questa storia viene poi illustrata da uno storico francese, Alain Corbin, in un bellissimo libro che si intitola non la scoperta del mare, ma l'invenzione del mare. Cioè il mare viene inventato. Perché? Perché il mare esisteva già, quindi non si può dire che viene una scoperta. L'uomo conosceva il mare, ma aveva bisogno di qualcosa di più. Se noi andiamo a vedere i quadri dell'Ottocento in particolare, anche la prima metà dell'Ottocento, noi vediamo che la festa, prima ancora che ci fosse questo grande afflusso di persone per il cinema, si passava la domenica andando, per chi non aveva il mare, andava sul ponte, sui ponti e guardava scorrere i fiumi. Poi abbiamo il momento in cui si va a guardare il mare, ma non si entra in acqua. Tutti voi ricorderanno il bellissimo film di Pasolini, Mamma Roma, in cui a un certo punto questa famiglia, padre, madre e bambino, vanno con il camion la domenica a vedere il mare a Ostia. E a un certo punto il viaggio è lungo, perché allora non c'erano le strade che ci sono oggi da Roma a Ostia. Si fermano e il bambino, che guarda caso si chiama Romoletto, si rivolge alla madre, che era Anna Magnani, e gli dice: "Ah, ma che cos'è il mare?" La risposta di Anna Magnani, cioè di Pasolini, è la definizione più bella che noi troviamo nella letteratura riguardo al mare. E la mamma risponde: "A Romolè, il mare è come il cielo, solo che ci sta l'acqua." Allora voi capite che il passaggio da un mare nemico a un mare non nemico e poi a un mare amico è una cosa che ha riguardato dal 1700 in avanti. I primi a scoprire il mare non nemico sono gli inglesi, che poi quindi questo riguarda anche altri paesi non europei, ma in Italia il primo stabilimento balneare ritenuto tale è stato quello di Viareggio del 1827. In realtà il primissimo stabilimento balneare del 1751 a Livorno, i bagni Baretti. Poi abbiamo nel 1843 Rimini, primo stabilimento privilegiato dei bagni marittimi, si chiamava così. Nel 1846 abbiamo Livorno e infine, in quarta o quinta posizione, abbiamo Venezia nel 1857. Però questa data è una data un po' fasulla, perché Pietro Lando, che è l'autore del libro che oggi vi presentiamo, rivela una storia precedente il 1857. Ed è una storia molto importante. La paura dell'acqua comunque non passa. La prima guerra mondiale, ma soprattutto la seconda guerra mondiale, liberano dalla fantasia negativa il mare, e dopo la fine della seconda guerra mondiale noi abbiamo il boom del mare. Si aprono stabilimenti balneari in tutta l'Italia, alcuni con interventi di architetti anche di fama. Solo una parte di questa monumentalità balneare si salva. Voi tutti ricorderete la rotonda sul mare di Senigallia, che è stata riaperta nel 2006 dopo essere stata restaurata perché è stata abbandonata per qualche decennio. E il Cursal di Ostia, che molti di voi, persone non più giovanissime ma giovani, ricorderanno il film I Vitelloni
di Federico Fellini. Una buona parte del film è girata in questo Kursaal di Ostia. Veniamo a oggi e poi veniamo al motivo per cui abbiamo deciso di cominciare questa grande avventura di una collana che vuole studiare e presentare la storia della balneazione italiana lungo i 7.149 chilometri delle coste italiane, comprese quelle a costa non sabbiosa. Oggi noi abbiamo in Italia 7.244 stabilimenti balneari. La regione che ha più stabilimenti balneari è l'Emilia-Romagna con 1.052, segue la Toscana con 917, la Liguria con 797. Se voi pensate la lunghezza della costa ligure, c'è una spiaggia ogni chilometro quasi. Il Veneto è al 12° posto con 113 stabilimenti balneari. Però di questi stabilimenti balneari, diciamo i più famosi, che hanno dato adito anche a un vero primato di frequentazione delle spiagge italiane, Venezia l'ha detenuto per qualche anno e poi è passato alla Versilia e dalla Versilia alla Romagna. Il Veneto può contare soprattutto sulla grande storia della conquista del mare proprio qui a Venezia, perché comincia all'interno della laguna questo viaggio e poi continua al Lido. La collana vuole testimoniare questo grande capitolo degli ultimi 300 anni di storia balneare italiana. Perché? Perché questi 300 anni sono vissuti non solo grazie alla scoperta, all'invenzione, alla conquista del mare, ma a un'economia che è stata fondata soprattutto da gruppi familiari. Più del 70% di questi stabilimenti familiari, balneari sono stati costruiti da famiglie, che quindi hanno lasciato una loro impronta. E poi abbiamo un altro problema, un altro risvolto, che dove l'economia balneare è diventata estremamente importante, la città o cittadina che ospitava lo stabilimento balneare si è modulata, si è ricostruita, si è ampliata in virtù proprio della stagione balneare. Sono sorte anche nuove città, totalmente nuove, grazie all'attività balneare. Ma questo periodo storico noi lo chiudiamo dopo 300 anni, perché oggi voi sapete che c'è questa nuova direttiva europea che si chiama Bolkestein, per cui il rinnovo delle concessioni balneari, che non sono solo rinnovate con il demanio, ma anche con i comuni che molte volte possiedono i tratti di mare. No. La direttiva Bolkestein chiede e ottiene, perlomeno anche dall'Italia, non così in Portogallo e Spagna che si stanno opponendo, che le concessioni vengano aperte a tutti i cittadini europei che fanno parte della comunità europea, cioè dell'Europa. Quindi questo mette non fuori gioco, perché non è detto che sia così, però le gare daranno vita a un nuovo capitolo di storia della quella che noi possiamo chiamare tranquillamente una civiltà balneare, che è quella di tutto il Mediterraneo, dove voi sapete che oggi i turisti del mare Mediterraneo sono quelli che arrivano ogni anno a 400-450 milioni di visitatori, di persone, quindi è un record mondiale. Però la storia cambierà. Io do la parola un attimo, prima di darla all'autore, a Lorenzo Braida, che è qui ospite, presidente interprovinciale per Venezia e Rovigo del Sindacato Italiano Balneari e direttore anche degli stabilimenti balneari di Bibbione. Prego. Buonasera a tutti. Innanzitutto una premessa, sarò velocissimo, non vi ruberò del tempo a scapito dei relatori che sono molto, molto più professionali di me. Un grande ringraziamento da parte dei soci che rappresento. Noi come Sindacato Italiano Balneari rappresentiamo tutti i concessionari da Bibbione a Portoviro, chiedo scusa.
e ringraziamo fortemente per l'attenzione che stasera ci è stata rivolta. Il nostro settore è in un momento di grande crisi, sia per la Bolkestein, che però mi sento di rassicurare il professore perché grazie alla legge 33 il Veneto è sempre un po' più avanti e ci siamo messi in sicurezza quasi in tutte le località, sia per una riforma che sta riguardando il settore dei ragazzi del salvataggio. Chiudo qui la parte politica che credo non interessi a nessuno, ma il ringraziamento che voglio fare è che ci siamo sentiti coinvolti per un libro che tratta argomenti che sono la nostra vita, il nostro lavoro. Noi siamo tutto l'anno sulla spiaggia, stiamo cercando di salvaguardare questo bene, ma non solo per una questione di business, per salvaguardare un bene che ci contraddistingue, che è una peculiarità della nostra regione, che trova le sue radici durante il periodo della Serenissima, che attraversa dei periodi in auge, dei periodi in cui siamo un po' in crisi. Staremo a vedere come vanno le cose, continueremo a mettere il nostro impegno in favore del turismo sostenibile, dell'ambiente, della salvaguardia delle nostre risorse, dalla risorsa ittica, vedasi granchio blu e quant'altro. E il problema della Bolkestein è un bel problema. Dico solo un'ultima cosa riguardo a questa direttiva che è stata recepita. Stiamo ancora lottando, uscirà un decreto adesso a marzo. Il rischio qual è? Il rischio è che nei nostri territori ci siano delle famiglie, come ben diceva prima il professore, che hanno votato la loro vita, quella dei nonni, dei figli, dei nipoti, e davanti a un pezzo di spiaggia, facendone diventare la propria casa, la propria attività, e che accolgono il cliente, sia italiano sia straniero, con amicizia, con quella formula di accoglienza che ci è riconosciuta ed è la nostra forza in tutta Europa, se non nel mondo. Potrebbe succedere che qualcuno arrivi da fuori, che presenti un progetto magari che prevede l'utilizzo di fondi maggiori rispetto alla disponibilità magari della singola famiglia o della piccola azienda, che faccia un progetto faraonico perché ha del denaro da investire e non si preoccupa tanto poi del rientro e degli anni per poter rientrare, preoccupazione che invece noi abbiamo, e che cambi le sorti del turismo, i cosiddetti predoni del turismo. Io finisco, sono sicuro che sarà una bellissima presentazione. Grazie per il vostro lavoro, grazie per la passione che ci mettete e buona presentazione a tutti, grazie. Sente. Bene, credo che sia il momento di passare la parola al nostro autore. Pietro Lando in realtà non avrebbe bisogno di presentazioni, perché voi che frequentate più o meno regolarmente questa aula magna dell'Ateneo Veneto avete già avuto modo di apprezzarlo per altri interventi e per altri libri. Pietro Lando è uno storico, si è laureato all'Università Ca' Foscari di Venezia e ha già fornito ampia prova del suo mestiere di storico. Il mestiere di storico è cambiato nel tempo. I mezzi e gli strumenti per cercare, trovare e scrivere sono cambiati. E a Pietro Lando va riconosciuto il merito di avere capito questa trasformazione, questo cambiamento, e di averlo messo in atto, in pratica, e noi lo vedremo nella misura in cui ha scritto e illustrato questa storia straordinaria di Venezia al mare. Gli cedo la parola e mi fermo qua. Grazie. Buonasera a tutti e allora prima di tutto ringrazio l'Ateneo e il Presidente che mi hanno concesso l'opportunità di poter presentare questa mia fatica
perché è stata una affascinante, divertente avventura, ma decisamente faticosa. E allora l'ultima pagina del libro sono i ringraziamenti, ma scusate, io comincio da questi, perché senza l'aiuto di queste persone che adesso citerò, io non avrei potuto fare quel che ho fatto. Il primo ringraziamento va al professor Fozzati, perché è stato lui non solo ispiratore, di più per quest'opera. Poi in molti mi hanno aiutato, soprattutto le biblioteche della Querini e la biblioteca del Museo Correr, e la dottoressa Monica Viero del Correr e tutta l'equipe, non le cito perché sono in 5, della Querini, che sono fantastiche nel aiutare i ricercatori nel proprio lavoro. E l'archivio storico del Comune, il dottor Andrea Nordio, che è stato veramente disponibilissimo ad aiutarmi a cercare, perché c'è un archivio Giacomelli che è meraviglioso, ma non è facile riuscire a tirarne fuori le foto. E a proposito di foto, ho gli amici che mi hanno regalato le loro foto, o sono collezionisti come Luca Perale, che veramente quando vedrete credo che il 60% delle illustrazioni siano le sue, è il più grande collezionista di immagini del Lido, io penso d'Italia e quindi probabilmente del mondo. Comunque, ed è generosissimo nel permetterlo. Ma Luigi Nicallaro lo stesso, e Giovanni Pasquale Ferrari, che mi hanno regalato le immagini della loro famiglia, Paolo Pavan, Andrea Pianon mi ha regalato una foto molto particolare che dopo vedrete, la Patrizia Pecorai, e poi ci sono chi le foto le ha fatte, come appunto Riccardo Rigoni Reuter, che vedete le ultime foto, sono foto che ha scattato lui. Ho perso qualche minuto, ma non è perso, è per rendere coscienti di chi c'è dietro, che aiuta chi fa le ricerche e chi poi alla fine può presentare questo libro. Allora, ovviamente io non posso raccontarvi il libro, perché sono più di 200 pagine e sono 200 anni di storia, 204, e quindi vi darò solo qualche spunto usando le fotografie. Ecco, però quello che è irrinunciabile è parlare del titolo, anzi la prima parte del titolo, le terme del Canal Grande. Allora, l'avventura, almeno per quel che ne so io, la ricerca che ho fatto, io ho sfogliato la Gazzetta di Venezia giorno per giorno, e 1820, 17 luglio, lunedì, ho trovato questa notizia: l'apertura dei bagni dolci e salati all'albergo Regina d'Inghilterra in Calle dei Fuseri. È la prima notizia del bagno salso o salato. Adesso lo adopererò come sinonimo. Semplicemente prendono con una pompa l'acqua della laguna e la pompano nella vasca. Cioè una bella vasca, hanno l'acqua della laguna e l'acqua dolce. Vi ricordo che l'acqua dolce costa molto di più, perché quella bisogna portarla dai fiumi, l'acqua della laguna la si va a prendere fuori, nel canale, fuori. E poi c'è un'invenzione appunto straordinaria. Sto parlando una parola moderna, ma 200 anni fa sapevano ben quel che facevano, anche se non conoscevano magari la parola marketing. Si inventano letteralmente un'acqua termale a Venezia. Noi siamo abituati a pensare all'acqua termale in Pio Abano, che è il posto più vicino, l'acqua calda. No, non è calda, però questa pubblicazione è del 1858, quindi già qualche anno avanti, racconta che le acque del Baltico sono meno salate dell'oceano, l'acqua del Mediterraneo è carica, eccetera. Però, attenzione, dalle molte diligenti analisi praticate da esperti chimici sull'acqua della laguna veneta, si sa che contiene, oltre tutto quello che è il mare, una materia organico-estrattiva. Qua i sorrisi scappano, perché questa materia organica estrattiva in laguna, va bene, questa è particolare e ne avvalora gli effetti medicamentosi. Quindi si inventano un'acqua salubrissima. E 1844, questa è una pagina della Gazzetta di Venezia del 27 maggio, con la pubblicità del grande stabilimento di bagni, fanghi e fumigazioni in Venezia a San Samuele Calle Grassi. In realtà poi verrà assorbito dall'albergo in Palazzo Grassi. L'albergo si chiama prima Belleville, poi Imperatore d'Austria.
risguardante il Canal Grande. E che cosa scrive? Dice, va bene, si fanno, eccola qua, se l'acqua è presa sempre fresca e pura nel centro del canale, dove è garantito che è pulitissima, le mediche osservanze lo garantiscono. Poi vengono riscaldate queste acque, perché sennò sarebbero troppo fredde, e si fanno i fanghi termali vengono da Abano 2 volte al giorno, e fin qua ci sta. Ma dopo ci sono i fanghi marini, che sono raccolti dietro superiore autorizzazione, sono estratti da un sito della laguna dove una commissione medico-chimica riconobbe esistere i più efficaci, quindi i fanghi di laguna. Ma anche si fanno infusioni e decozioni algose per bagni e bibite, si fanno i cataplasmi, si fa di tutto. E ultimo punto, attenzione, possiamo anche spedirvele, mandiamo alghe e fanghi dove volete. Dopo arriverà anche un farmacista trevigiano che inventerà la laguna liofilizzata, cioè la bottiglietta di acqua che si scioglie nella vasca e si fa il bagno della laguna a casa propria. Deve aver avuto un certo successo commerciale, perché ne trovo la pubblicità per più anni. Allora, qui il concetto è quello di fare il bagno in vasca. Quindi ci sono, ecco, quelle che vedete, ognuna di quelle porticine c'ha la vasca. Queste sono vasche dove si sale. All'Hotel Luna, invece, sono le vasche rasoterra, si scende giù nelle vasche. Quindi è il bagno fatto in vasca, fermi. Pochi anni dopo, perché il 1833, 22 agosto, leggendo la Gazzetta, trovo la notizia per i bagni galleggianti in Venezia. Cioè i medici cominciano a dire, guardate che sì, fa bene l'acqua di mare, ma è meglio se l'acqua si muove. Dovete sentire che si muove, perché in questo modo viene esaltato l'assorbimento dei principi attivi, quella famosa materia organico-estrattiva di cui dicevamo prima. E vengono inventati da Rima, questo nome andrà avanti per più di 80 anni, Alessandro Rima è il medico primario dell'ospedale di Venezia, è uno svizzero, ex generale medico di Napoleone, il quale inventa questi stabilimenti galleggianti che sono posti davanti all'abbazia di San Gregorio all'inizio del Canal Grande. Cosa consistono? C'è una bella vasca grande, una piscina, con il fondo intavolato di legno. Tavole sono separate, mi raccomando, perché sennò se fossero tutte dritte galleggerebbero. Invece sono tavole per cui fanno il fondo di questa piscina. Anzi, vediamo uno spaccato, qui c'è un disegno. Vedete con la lettera C al centro, vedete il profilo della piscina. Le vasche sono con le lettere A, le vedete a destra e a sinistra, anche queste sono in tavolo, nel senso che si possono riempire d'acqua, e con C vedete che ci sono dei pesi. Con la lettera L sono segnate le cime e i bozzelli per tirarla su e giù questa barca, il lapsus, bozzelli, barca, questa vasca, in modo tale che uno si sta più o meno immerso nell'acqua a seconda. Quindi questa invenzione ha un successo straordinario. 2 anni dopo prende la medaglia d'oro al congresso commerciale, non so quando. Finisce a San Marco, perché l'ho trovato citato solo nel 1846, ma è diventato così grande questo bagno galleggiante che viene portato in bacino di San Marco. Raggiunge le sue massime dimensioni, ecco qui la foto del bagno Rima, siamo negli anni 70 dell'Ottocento naturalmente, sono più di 100 camerini, e ci sono le 2 piscine, perché una non ha il fondo, per quelli bravi non serve fare il fondo, per chi invece deve imparare a nuotare c'è sempre il fondo a tavola, ma ci sono i camerini per fare i bagni da soli, le famose si chiamano sirena, i bagni riservati alle donne, e appunto c'è tutta l'attività e quello che è fondamentale, la sala da caffè in mezzo al bagno, perché fa parte del concetto proprio delle terme. Faccio il bagno e poi mi siedo a vedere, sono in bacino di San Marco, a vedere il campanile bevendo il caffè.
Importante, vedete, ci sono tante teli, perché ancora bisogna essere pallidi. L'ha già detto il professor Fozzati. Poi prenderà piede il sole, ma in questo momento il sole è ancora un nemico delle classi benestanti, che devono essere pallidi, devono essere bianchi per dimostrare che loro non fanno un'attività lavorativa all'aperto, cosa che li metterebbe allo stesso livello dei loro servi. Quindi i teli per evitare assolutamente l'abbronzatura. Questa mappa mostra i bagni, gli stabilimenti bagni e gli alberghi, perché ci sono poi alberghi che forniscono il proprio servizio. Vi ho detto l'Hotel Luna, ma c'è il Monaco, tanti altri alberghi, l'Hotel Vittoria. In verde vedete il numero 1, quello che vi raccontavo prima, l'Hotel Regina d'Inghilterra. Quelli in grigio sono gli stabilimenti bagni che poi diventano a loro volta alberghi. Vedete che il più distante dal Canal Grande, il numero 8, è più o meno, anzi è subito dopo quella che oggi è Capesaro. In azzurro invece vedete gli stabilimenti galleggianti, sono 3. Il C è alla punta della dogana, è il Rima di cui abbiamo appena parlato. A invece è lo stabilimento galleggiante dell'Imperia Regia Marina austriaca, dove gli ufficiali imparano a nuotare. Possono andarci anche i civili, dove gli ufficiali imparano a nuotare. Il B invece è uno stabilimento galleggiante sempre di fronte all'abbazia di San Gregorio, che evidentemente era considerato un posto ottimale per poter piazzare questi bagni galleggianti. Quello che è interessante è che, avete visto, sono 17 alla fine le strutture. E tra l'altro, lo cito qui, ma lo sottolineo in rosso e blu, è da questo tipo di attività, di questa gestione della città termale e degli alberghi per la città termale, che nasce il turismo nel senso moderno in cui lo intendiamo noi. È vero che già alla Serenissima venivano tanti visitatori. Gli alloggi, ad esempio, per questi visitatori erano in genere spostati verso Rialto perché era la zona economica, la finanza. Questi invece si spostano tutti verso San Marco, appunto perché c'è la volta di canal e quindi l'acqua, la maggior velocità di corrente dell'acqua, e questo è l'inizio dell'avventura della industria del forestiero a Venezia. Non sappiamo com'è finita. Ecco, però quello che è importante sottolineare è che nella guida commerciale del 1902 non si trova più né un bagno galleggiante né un albergo che fornisca bagni. Cioè in 80 anni c'è stato il massimo e poi sono spariti. Perché? Perché qui ci sono i cambiamenti della società di cui accennava il professore. Non si va più al bagno termale per curarsi. Oddio, veramente al Lido nel 1857, quando nasce il grande stabilimento di Fisola, è sempre uno stabilimento medico. C'è vediamo dove l'avrò messo, se non mi ricordo male. Questa è la foto, una delle primissime foto dello stabilimento balneare di Fisola. Come vedete, parallelo alla riva sono due lunghi, si vede ancora meglio in questo disegno, all'inizio a 30 camerini, poi crescono, arrivano a più di 500 a un certo punto. Ovviamente sono divisi uomini e donne, ci mancherebbe anche altro, anche se ci sono proteste, perché c'è un'area di bagno comune, e se anche i maschi sono divisi dalle donne, ma sono divisi da una non insuperabile corda, come scrive sdegnato il giornale. E comunque vedete c'è sempre questo concetto del bagno, si scende sulla scaletta, si fa il bagnetto, l'ingresso è 1 ora, quindi vi fate il bagno e poi tornate su. Però si comincia così e nel 1901 nessuno gli interessa più farsi il bagno in albergo o sullo stabilimento, perché appunto è nato un modo nuovo di vivere l'acqua e in questo caso si comincia a vivere anche il sole. Però al Lido succede anche un'altra cosa estremamente importante. Allora, in questi stabilimenti il momento sociale, la vita sociale era tutta centrata sulla grande terrazza sul mare. Arriva ad avere
all'inizio del Novecento più di 1000 coperti, tanto per dare un'idea, una terrazza enorme, ovviamente era cominciata molto più piccola, ma andiamo avanti, saltiamo perché sennò divento troppo lungo e tedioso. Però la vita sociale è tutta sulla terrazza. Però al Lido succede questo. Nascono le capanne. Allora, nessuno sa esattamente chi le ha inventate, quando nascono. La prima notizia che hanno trovato è nei giornali del 1896. Il sistema è molto semplice. Ricordate che in questo momento la spiaggia è del demanio marittimo, che la dà in concessione alla società dei bagni, che è quella che gestisce il grande stabilimento, gestisce le spiagge. Però chiunque può, pagando una tassa alla Capitaneria di Porto, prendersi un pezzo di terreno, l'unica limite è la metratura massima, però per il resto può fare quello che vuole. Quindi, come vedete, sono orientate in tutti i modi possibili e immaginabili. In quelle capanne si può mangiare, si può anche passare la notte. Quindi diventa una vera casetta al mare. Come vedete, è un modo completamente diverso di vivere la spiaggia. Non si vive più il bagnetto e il caffettino chiacchierando, è la prosecuzione, come scrivono i giornali, la prosecuzione dei salotti veneziani invernali. Qua è la vita della spiaggia, come noi veneziani l'abbiamo conosciuta tutti, la spiaggia a Capanna al Lido l'abbiamo fatta tutti quella vita. Certo non era così, era un po' diversa. Perché? Perché succede una cosa importantissima a proposito di concessioni. Nel 1908 finalmente il comune riesce a farsi dare dal demanio marittimo la spiaggia. Quindi diventa una spiaggia comunale e potrà gestirla in qualche modo. Questa foto, come vedete, riconoscete, è scattata dalla terrazza dell'Excelsior. Vedete la situazione delle capanne, come vi ho appena descritto, assolutamente disordinata, ma il regolamento del comune, che rispecchia pedissequamente quelle che sono le necessità della CIGA, pretende ordine e pulizia. Per cui, ecco la foto scattata dallo stesso posto qualche anno dopo. Tutto bello in ordine, le capanne tutte uguali, tutta la stessa distanza l'una dall'altra e ogni fila da quella davanti. Non si può più dormire, non si può più far fuochi, anche se c'è una cosa interessante che ho scoperto, che negli anni 30 alcuni camerini, così li chiamano, nella zona B del municipio, erano attrezzati con fornelletti elettrici, si poteva farsi da mangiare in camerino. Dura qualche anno, poi non lo vedo più citare. Però ecco, non si possono più accendere i fuochi, è tutta un'altra realtà. È diventata la vita di spiaggia che noi tutti abbiamo conosciuto. Quindi questo è il passaggio, per forza di cose è stato rapido, però appunto dal dover stare dentro una vasca è meglio che ci sia la corrente, alla scoperta rivoluzione copernicana, che nell'acqua posso muovermi anche io e posso anche nuotare, è tutto questo passaggio, e che il sole non solo è bello ma fa bene, è il passaggio successivo. E sono gli anni d'oro del Lido. Adesso io non mi soffermo sulla storia, comunque sono le fotografie del Lido degli anni 20, che però non sono solo l'Excelsior. Questa è la colonia dei mutilati di guerra dopo la Prima Guerra Mondiale, e queste sono le capanne del comune. C'è la parte ricchissima dell'Excelsior e del Deben, però c'è anche la parte per tutti. Diciamo che già la CIGA è stata da subito molto attenta a creare una forma di consenso alle proprie attività da parte della popolazione tutta, non solo da chi aveva un interesse direttamente economico
alle spiagge del Lido, agli alberghi del Lido, ma tutta la cittadinanza viene in qualche modo coinvolta. E uno degli obblighi a cui il demanio fa sottomettere il comune è quello di creare anche un bagno popolare. Un bagno popolare che ha la caratteristica questo di essere a rotazione, cioè una cosa che si adopera poco da noi, poco di più in altre spiagge, quindi in pratica uno andava vestito, metteva giù i vestiti, gli davano anche il costume. Ho trovato anche che trovano uno che aveva il costume nella borsa, la polizia lo becca, che aveva tentato di rubare il costume, e quindi c'è questa importantissima partecipazione, e questo è importante perché appunto crea questa abitudine, questa voglia di mare che ha un riflesso importantissimo sulla salute. Dopo, quando faremo cenno al discorso dell'ospizio marino, ci tornerò. Però mi soffermo siamo negli anni 20-30, le colonie. Allora, in altre parti d'Italia ci sono delle strutture architettoniche assolutamente imponenti che risalgono a quell'epoca per coinvolgere emotivamente anche tutti gli ospiti. C'è la nave, non mi ricordo dove sia. A Cattolica. Quindi è un grande edificio con 5 laterali che sarebbero i siluri che lancia la nave e l'edificio alla poppa. Una scenografia che è importantissima per il fascismo perché usa le colonie come proseguimento dell'anno scolastico, ma anche di indottrinamento politico. Purtroppo leggo anche un articolo che dice la colonia a 5 anni abitua alla caserma a 20. Questa era la mentalità di quel momento. Però la cosa importantissima è che anche fa fare a questi bambini un mese di vacanza al mare o in montagna, perché ci sono naturalmente anche le colonie montane, io non mi sono soffermato su questo. Per cui dà a questi bambini la possibilità di cambiare ambiente, di vivere in un ambiente sano e anche di mangiare, perché non era proprio che sempre mangiassero a casa. E nascono solo 3 colonie private al Lido e anche di dimensioni abbastanza ridotte, perché al Lido i grandi spazi sono destinati agli alberghi della Ciga fondamentalmente. Prima nasce quella della Sava, la seconda è questa della Jungans, che vedete, che esiste ancora l'edificio, perché naturalmente la colonia è chiusa da più di 30 anni, e negli anni 50 la Jungans l'ha dovuta vendere allo Stato come riconoscimento dei danni di guerra, perché la Jungans era una fabbrica tedesca. E poi c'era la colonia Principe di Piemonte, che è finanziata dalla provincia di Padova. E questo è un edificio dalle forme molto particolari e ancora oggi anche questo è esistente, anche se come l'altra in gravissimo abbandono. Però Venezia è una città molto particolare, perché è vero le colonie, ma Venezia è a mezz'ora di Vaporetto, anche meno, e nasce un altro tipo di colonia, la colonia diurna. Guardate che bella sta foto, questi bambini che montano sul Vaporetto. Questi partono alla mattina, arrivano al Lido, vanno in spiaggia e hanno la loro giornata in colonia, che prevede naturalmente il saluto al duce, la preghiera, i giochi, il mangiare, il riposino, insomma tutto preparato, ma è importantissimo per questi bambini veneziani o altri bambini che vengono da altre parti. Questi sono i figli dei maestri che sono ospitati alla Gabelli. E questa è un'altra colonia. Ecco, tutte queste colonie diurne trovano posto a San Nicolò. E quello che è interessante è che ho fatto i conti, sono circa 1000 bambini al giorno che partono da Venezia e vanno al Lido e alle 6 ritornano a Venezia. Quindi un
sono dei numeri che non possiamo neanche immaginarci oggi. Non so se ci sono 1000 bambini in assoluto a Venezia. Questi ogni giorno andavano in vaporetto. A proposito di cambiamenti, non so quanti di voi conoscano queste terrazze a mare del Casinò. Il Casinò è municipale. La spiaggia di fronte al Casinò, fino al 1945, era del comune, era del municipio. Quando il comune costruisce il suo Casinò, prepara queste 6 terrazze a mare, i giornali dell'epoca le chiamano a biscia, e appunto ha questo aspetto tutto particolare, che però, come vedremo, durerà ben poco e sarà poco conosciuto. Ah, scusate, un attimo, torno un attimo indietro, perché vedete quell'edificio là in fondo è l'ultimo. Nel libro trovate tutta la storia, qua sono solo salti qua e là, ma trovate tutta la storia. L'ultimo grande stabilimento costruito in pietra nel 31, nel 28 era stato completamente distrutto quello vecchio in legno. Viene costruito, può ospitare più di 6.000 bagnanti al giorno. Guardate che i giornali fra anni 20 e 30 parlano molto spesso di più di 40.000 bagnanti al lido, considerando solo i biglietti venduti, i viaggi in vaporetti, non considerando tutti quelli che vanno in capanna. Quindi decine di migliaia di persone che vengono al lido. Ecco una immagine dell'entrata. Purtroppo fa una brutta fine. Nel 1857, avete visto, nasce quello di Fisola, tutto in legno perché gli austriaci avevano preteso che fosse facilmente abbattibile. 2 anni dopo, quando scoppia la prima guerra di indipendenza, infatti viene fatto saltare in aria dagli austriaci per paura che potesse diventare punto d'appoggio in caso di uno sbarco di truppe italiane. Fisola lo ricostruisce appena tornano gli italiani. La stessa cosa avviene a quel meraviglioso grande stabilimento. Questa che vedete è una foto scattata da un ricognitore alleato nel febbraio del 45. Io non so esattamente quando viene fatto saltare. Nel luglio del 44 c'è ancora, perché ho un'altra foto, c'è ancora. Questo è febbraio del 45, come vedete ci sono solo le macerie. È stato fatto saltare e non rinascerà più. Come vedremo, non rinascerà più. Però adesso vi mostro un filmato molto particolare. Riconoscete questo edificio qua sotto? Sicuramente, perché non c'è nessun ragazzino qui, è il famoso Luna Park. Questi sono i soldati americani nel 1945 in spiaggia, in zona A, perché il lido è diventato campo di riposo per le truppe, ecco le capanne della zona A, campo di riposo per i soldati americani finita la guerra in Europa, prima di andare a quello che si prospetta essere eccolo qua, l'ho scritto, lo sbarco in Giappone. Ecco, zona A diventa Coney Island Beach, ecco, c'è questo aspetto, ed è riservata alla truppa. Invece il Palazzo del Cinema e il Casinò sono riservati agli ufficiali, Roosevelt e Churchill Club. Ecco, al posto del grande stabilimento bagni, ecco i cambiamenti, nasce la terrazza del Blue Moon. Non si sa esattamente che abbia trovato questo nome Blue Moon. Penso che anche questa voi ve la ricordiate com'era, anche se dal 95 cominciano a costruire il nuovo Blue Moon. E appunto, perché questa è stato cambiato tutto? Vedete, non sono più le cinque onde. Perché c'è stato una completa riorganizzazione delle spiagge al lido. Vi ho detto che quella era, davanti a Casinò era spiaggia municipale, quella del grande stabilimento bagni era della Ciga. Allora si sono scambiate le spiagge, quindi questa è diventata della Ciga, e la Ciga non gli piacevano le terrazze, le ha eliminate e ne ha lasciata una sola grande. Ma anche altri stabilimenti privati si spostano, perché lo stabilimento della cooperativa degli impiegati civili si trovava all'inizio di quella che oggi è zona A. Invece si sposta
oltre l'Excelsior, mantiene la stessa dicitura legale, però cambia nome e la conosciamo tutti come spiaggia Miramare, ma è la concessione più antica privata del Lido. Il Consorzio Alberghi aveva lo stesso una fetta della spiaggia sopra il Blue Moon, verso San Nicolò, viene ceduta al comune e si sposta invece, lo sapete, tra le Quattro Fontane e il Deben. Quindi a questo punto si viene a creare una situazione molto più organica. Tutte le spiagge comunali sono a nord del piazzale e del Gran Viale, tutte le spiagge private sono a sud. Altro grandissimo cambiamento è quello del 4 novembre 66, perché vengono distrutte tutte le capanne, proprio praticamente tutte. Questa è la spiaggia del Sorriso, vedete in fondo il bar della spiaggia ai combattenti, ma tutti la conosciamo come spiaggia Garbisa, e vedete i danni. Però, come insegnano nelle aziende, quando c'è un problema c'è anche una possibilità. C'è una possibilità di rinnovamento, di creare qualcosa di nuovo e migliore. E la CIGA lo fa, perché nell'occasione nascono le famose nuove capanne con le tende, nuove capanne arabeggianti. Come vedete sono anche messe a semicerchio, in modo tale che tutte possano vedere il mare. Quindi è una cosa nuovissima, esotica, ancora oggi c'è, anche se le dispongono in modo diverso, ma ci sono, e nascono i famosi Tukul, il villaggio africano del Deben. Come vedete, tra l'altro, guardate la spiaggia quanto è stretta, perché effettivamente il problema del Lido è stato per tanti anni quello dell'erosione. Per quello che sono stati costruiti, cominciano già negli anni 30 a costruire i pennelli per bloccare l'erosione delle spiagge. E in effetti hanno funzionato. Dopo c'è stato tutto il discorso del Mose e ha creato altri tipi di problemi, però vedremo anche delle foto dopo come è cambiata la larghezza, a parte che chiunque si ricorda com'era stretto il Deben, lo va a vedere oggi, 20 metri più largo. Ecco, a proposito di cambiamenti del 4 novembre 66, i murazzi che sono crollati con la tempesta vengono rinforzati e modificati. Questa è una rara foto che sono riuscito a trovare, perché è difficile riuscire a trovare foto così personali. Io ho messo tante cartoline perché ho pensato danno l'immagine pubblica, l'immagine che hanno quelli che frequentano il Lido o che ricevono la cartolina, si immaginano il Lido, lo vedono con la cartolina. Trovare foto private è un po' più difficile. La foto è scattata praticamente di fronte all'Eurohotel, alla fine della spiaggia, dove iniziano, infatti, vedete subito là i murazzi. Li vedete come sono stretti, questo è prima del 66, questo siamo ai primi degli anni 70, vedete come sono stati allargati. Sulla destra, vedete, è nato il ristorante ai Murazzi, dove so che all'inizio degli anni 70, perché ci ho fatto la cena di maturità nel 72, per cui ho questo ricordo. Quindi vengono molto modificati, ma verranno ancora più modificati, come vedremo, nel XXI secolo. Ecco, il XXI secolo. Perché noi siamo abituati a pensare che la spiaggia è sempre uguale, un po' l'abitudine, la capanna è sempre lì, a fianco ci sono sempre più o meno gli stessi amici, ma in realtà sono cambiate molto le spiagge. Questa è una foto che illustra il pennellone, perché è un pennello molto più grosso, che ha sostituito l'amata, tanto rimpianta, diga la rotonda del Deben, che stiamo tutti in spiaggia. Io dal Sorriso andavo
al Deben, perché l'Eccelsior non si poteva, c'erano troppi ispettori. Al Deben c'era più libertà, si poteva andare, si poteva scherzare, giocare, le famose sciompe, le famose partite di pallanuoto in rotonda. C'era questa situazione appunto che dal 2008-2009 è sparito, e l'anno dopo è sparito anche l'albergo perché ha chiuso nel 2010. Scusate, ho premuto il tasto sbagliato. 1995, 2002 e 2018. Perché ho scritto 3 date? Perché nel 1995 si decide di cambiare, di eliminare la terrazza del Blue Moon e di creare una nuova struttura. Viene dato l'incarico all'architetto De Carlo, cominciano i lavori nel 1995 e finiranno nel 2002. Allora, io non conosco nessun lidense, adesso magari il professor Fozzati mi potrà contraddire, ma io non conosco nessun lidense che ami il Blue Moon. Così. È stato distante dal nostro cuore, almeno tutti quelli con cui io ho parlato. Non ha niente di balneare, nel senso che non c'è una doccia, non c'è un servizio, non c'è una capanna. Era spiaggia libera fino al 2019. Poi c'era quella passerella 2018 che avrebbe dovuto essere il PR di Brighton, portare la passeggiata sul mare. Come vedete, con l'allargamento della spiaggia non arriva neanche a bagnarsi quasi. Nel 2018 viene abbattuta, poi nel 2019 ci sarà il cambiamento. La spiaggia libera viene spostata all'altezza dell'ospedale al mare e il comune interviene pesantemente sulla gestione delle spiagge, perché tutte le spiagge che ho detto municipali erano date soprattutto in gestione a una partecipata del comune, la Venezia Spiagge. Dal 2021 il comune la gestisce direttamente. Ci ha anche costruito una piscina, perché anche quella è una roba divertente. La prima piscina al Lido è quella del Deben, 1969. Allora, abbiamo parlato quanto, dove c'era l'acqua dolce, volevano l'acqua salata, nel 1820, nel 140 anni dopo, quanto vogliono l'acqua dolce dove c'è il mare. Cambiano le cose, è divertente anche evidenziarle. L'efficacia dei pennelli ve le mostro con una fotografia. Questa, come vedete, è prima del 66. È facile perché vedete che le capanne dell'Eccelsior, che sono queste in basso, sono quelle solite, non ci sono ancora le capanne arabe. E la freccia indica quella che vi mostravo prima, la spiaggia ai combattenti o Garbisa. Dove finisce? Perché vedete che la sabbia finisce là, vedete che proprio la sabbia è un triangolo il cui vertice è all'altezza di quella freccia. Per darvi un'indicazione ho messo l'ovale qui in basso. Quello è il Palazzo del Mare, o Sporting, come lo volete chiamare, quel palazzo a fianco dell'Eccelsior. Vi mostro un'altra foto, appunto, scattata nel 2020 da Riccardo Rigoni Reuter, e vedete, sempre ho messo l'ovale per indicare il palazzo. Come vedete, guardate, è un attimo di attenzione, perché si vede una striscia chiara e una striscia scura. La striscia scura è la spiaggia umida, perché è bassa marea. Ma vedete che la spiaggia, cioè i murazzi, non sono più sassi, sono ormai diventati spiaggia. Quella striscia bianca che vedete rettilinea sono i marosi, la schiuma dei marosi, che si formano quando l'acqua incontra la soffolta. La soffolta è questa struttura lunga circa 60 metri, e larga 3 mi pare, che è stata sistemata di fronte ai murazzi a una profondità, non mi ricordo, circa 1 metro mi pare, sul minimo 2. Ecco, in modo tale di aiutare appunto a smorzare la forza del moto ondoso in caso di mareggiate. Quindi vedete il risultato, è cambiato il lido. Prima c'era il litorale nord e il litorale sud, in mezzo ai murazzi. Adesso c'è tutta sabbia, come anche questa foto qui mostra. Questa non c'è bassa marea, si vede che c'è la sabbia, mezze righe. Bellissima questa spiaggia. Peccato che sia una spiaggia che non esiste.
Allora, questo articolo è uscito dopo che avevo consegnato tutto il materiale all'editore. I murazzi, teoricamente, no, in pratica sono un'opera di salvaguardia a mare, come le dighe. Teoricamente nessuno potrebbe neanche passarci. Non dico fare il bagno, non potrebbe neanche passarci. Sarebbe se uno facesse il bagno sulle dighe del porto di Genova. È inimmaginabile. Eppure è la spiaggia forse più amata dai veneziani per le passeggiate appunto che facciamo a piedi o in bicicletta su una strada che poi diciamo ma perché è così mal tenuta questa strada che ha tutti i sassi, con la bicicletta fai tutti i salti? Perché è una strada che non esiste. Ecco, io vi ho dato alcuni spunti di lettura. Ce ne sono alcuni perché ho volutamente tralasciato il discorso dell'aspetto dell'ospedale al mare, perché prende tanto tempo. Una cosa sola, nasce l'ospizio marino perché si comincia a capire all'epoca che il sole, l'aria e una nutrizione adeguata è la barriera contro la tubercolosi, che è il grande male dell'Ottocento. E nel 1870 costruiscono questo ospizio marino veneto, sono 7 province venete che lo sovvenzionano, e si trova vicino al forte Quattro Fontane. Quando nascerà la Ciga alla grande, a un certo punto questo si troverà in mezzo tra l'Excelsior e il Deben. Quindi per forza di cose è indispensabile spostarlo. Questo avverrà dopo la prima guerra mondiale e avrà un grandissimo sviluppo, perché non solo sarà pediatrico, ma anzi diventerà poi un presidio, un'eccellenza, come si dice oggi, un'eccellenza italiana nel trattamento di molte patologie che potevano essere curate con le sabbiature. C'è moltissima letteratura che dimostra come la sabbia del Lido sia molto particolare da un punto di vista mineralogico e quant'altro, e diventa anche questo strumento anche di business, oltre che di terapia, perché l'ospedale al mare anche negli anni, trovate nel libro appunto la copertina di queste brochure, vende questa sua possibilità di terapie. Poi naturalmente con l'affermarsi delle terapie chimiche, che sono tanto sono più efficaci e soprattutto sono molto meno costose, tutti i sistemi sanitari, gli assicurativi tagliano, sapete, le tarme e c'è un destino da questo punto di vista. Ecco, ve l'ho riassunto in 2 parole, ma ripeto, c'è moltissimo da dire. Io adesso lascio andare un po' di foto per conto loro e soprattutto vi ringrazio per la vostra attenzione. Spero di non avervi annoiato, spero di aver fatto voglia di leggere e di conoscere ancora di più, e vi ringrazio per la vostra attenzione. Naturalmente, se c'è qualcuno che vuol fare qualche domanda, se sono in grado sarò felice di rispondere. Ma vi ho esaurito o vi ho intimidito? Allora, una cosa ve la dico, perché mi aspettavo qualcuno me lo chiedesse. Me lo chiedo io. Ma come mai c'erano 150.000 persone a Venezia il secolo scorso? Com'è possibile che facessero le terme, la famosa materia organica estrattiva? Ecco, la cosa interessante è che a fine 800 il comune proprio fa fare le indagini dal medico comunale per capire se c'è la necessità o meno di costruire le famose foglie. Vengono fatti tutti i rilevamenti nei canali più piccoli di Venezia, centrali. Quello che è interessante è che con la bassa marea in quei canali c'è una concentrazione di batteri coliformi che è 1/7 di quella presente nel mare davanti alle grandi città come Palermo, Napoli, altre città.
con la bassa marea, con l'alta marea 80 volte di meno. Quindi effettivamente l'acqua di Venezia all'epoca era veramente pulita, era veramente depurata. E che poi nel Novecento succedono varie cose che fanno saltare tutto l'equilibrio. Punto fondamentale è la manutenzione dei canali. Se non scavi i canali non c'è niente da fare, non c'è più la circolazione che è quella che mantiene l'acqua pulita. Quindi primo punto è questo. Secondo punto, aumenta l'inquinamento organico a causa dei fertilizzanti e dei detersivi, carichi di fosfati e di nitrati, e naturalmente poi ci si aggiunge l'inquinamento chimico di Marghera. Quindi negli anni 50 la Coppa Byron, che era la traversata a nuoto fino nel 51, viene proibita perché l'acqua viene considerata non potabile. Però la piscina Passoni, che era sul canale della Giudecca, resta attiva fino alla mareggiata del 66, forse qualcuno l'ha anche praticata, era praticamente una rete attaccata a un rettangolo con tutti i camerini, tutto ben organizzato, ma era l'acqua della laguna. Qualcheduno che l'ha praticata diceva ogni tanto che c'era qualche gatto morto su erede, eccetera, queste robe qui. Comunque resta fino al 66. Quindi interessante questa avventura. Ecco, sono 200 anni, come vedete, di avventura dalla vasca al nuotare nel mare. Grazie. Ecco, una domanda che volevo porre al nostro relatore e autore. Il Lido ha anche qualche altra risorsa come la rassegna cinematografica. Che impatto ha avuto la rassegna cinematografica sul mare e viceversa? È una domanda a cui è molto difficile dare una risposta, riuscire a rispondere. E diciamo che il Lido ha sempre avuto bisogno di tanta pubblicità. La CIGA ha basato tutto sulla sua pubblicità. Avete visto che ci sono delle foto di aerei di un secolo fa e offre la pubblicità ai suoi clienti l'emozione di vedere volare un aereo, che era una cosa che nessuno aveva mai visto, di far volare dalla sua spiaggia, proprio perché ha la convinzione della pubblicità. Ecco, questa fotografia cercavo, siamo negli anni 20 del Lido. Avete visto che era un'orchestrina, questi erano i famosi manifesti, le feste del Lido, quell'orchestrina jazz con musicanti di colore. Siamo negli anni 20, c'è già il fascismo. Cioè, assolutamente, infatti sui giornali io leggo spesso degli articoli di protesta contro questa musica negroide, ma al Lido viene concesso. C'è Cole Potter, ci sono tantissimi altri personaggi famosi, c'è questa libertà del Lido, libertà che però finisce nel 1936. Vi cito un aneddoto perché sono scompisciato dalle risate quando l'ho trovato sulla Gazzetta. Il 4 settembre del 1937 comincia domani il torneo internazionale di bridge. 4 settembre. 5 settembre è cominciato oggi al Lido il torneo internazionale di ponte. È bridge. Evidentemente li hanno ripresi che non si deve dire bridge. E quindi cambiano le cose. Volpi lo capisce e siccome lui c'è il suo grande progetto a Grande Venezia, Venezia come capitale, c'è Porto Marghera per l'industria, Venezia per il turismo, ma la cultura è un punto fondamentale. E si inventa la mostra del cinema. E questa è un'invenzione straordinaria perché dà dignità artistica al cinema, diventa la 10ª musa, e dà una visibilità al Lido
che ancora oggi, a distanza di 90 anni, se finiamo 10 giorni all'anno sulle prime pagine dei giornali, è perché c'è la mostra del cinema. Quindi sicuramente, ma è il destino del Lido, deve vivere sulla pubblicità. Io ho detto Lido, si intende che quando dico Lido parlo sempre delle spiagge del Lido, perché l'isola ha una storia a sé stante, perché da spiaggia per ricchi, da isola per ricchi, già negli anni 20, 30 e poi nel 50 comincia a essere anche quartiere residenziale, quindi cambia. Scusate, vedete questa foto del 2015? Davanti all'Excelsior nel 2011 partivano gli aerei, nel 2015 su 14 km di costa, in quei 100 metri ci ha fatto anche quell'atterraggio d'emergenza, quell'aereo che avete visto là, per quello l'ho messo perché mi veniva da ridere, dice, su 14 km tutti là devono andare gli aerei, va bene. E quindi dicevo, diventa un quartiere residenziale sempre di più, cambia anche la sua natura, però la spiaggia resta il punto fondamentale dell'avventura del Lido e dal punto di vista economico è senz'altro la cosa più importante per il Lido, e a questo è legato moltissimo anche la mostra del cinema. C'è qualcuno del pubblico che vuole fare qualche domanda rompendo il ghiaccio, perché nel 1946 Louis Réard inventa un costume rivoluzionario che è il bikini. Sì. Cosa succede sulle spiagge? Allora, succede che naturalmente tutti vogliono imitare il bikini, ma c'è tutta una polemica, riporto un po' di articoli del Gazzettino, che è il giornale conservatore in quel momento per eccellenza e di proprietà proprio della Democrazia Cristiana, contro questo costume, ma non per rozzo bigottismo, sottolineano, ma perché fa male mettere troppa pelle al sole. Ecco, naturalmente. In realtà poi succede, e addirittura c'è un'attricetta che nel 1952, mi pare, va in gondola dal Lido fino a San Marco con un bikini di pelliccia. Allora, ovviamente tutte volevano imitare le attrici. Tutti, perché poi i problemi ci sono anche con gli slip degli uomini. Ho trovato anche tutto il verbale, perché un signore viene fermato da due vigili perché ha un costume troppo piccolo secondo quella che è l'ordinanza della Capitaneria di Porto. Allora c'è l'articolo del giornale che il giudice ha cominciato a guardare in lungo e in largo l'indumento del corpo di reato, e poi alla fine ha deciso che non era un reato, perché un'ordinanza Capitaneria di Porto non è una legge per cui poteva. Poi, a proposito di cambiamenti, si arriva naturalmente dal bikini al monokini, si arriva al topless, anzi prima il topless, ci toglie il reggipetto, poi il monokini che è già previsto senza reggipetto. Ma adesso siete tornati indietro completamente. E vuoi perché sia il sole o vuoi perché gli effetti della chirurgia plastica diventano un po' troppo evidenti? E altra cosa, i ragazzi oggi, quando ce n'è neanche uno naturalmente, purtroppo è così, i ragazzi non hanno più il costume da bagno oggi, lo slip non c'è nessun problema, hanno tutti in bermuda, hanno tutti questi costumi grandissimi, cambia la moda, cambia la scelta del costume. Beh, è divertente questo passaggio all'indietro verso il grande adesso, almeno per i maschi. Bene, allora ci lasciamo così e ringraziamo Pietro Lando per questa sua brillante esposizione, che comunque viene superata dal testo del libro, per cui vi consiglio di leggere il libro, anche se avete ascoltato molto a lungo quello che ci ha descritto Pietro Lando, e che la storia di Venezia al mare è molto ricca di episodi. Ne abbiamo visto soltanto alcuni principali, però le spiagge del Lido hanno dettato, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, uno stile di vita
nelle altre spiagge italiane. Questo anche dovuto poi proprio alla presenza della rassegna cinematografica. La rassegna cinematografica ha dato lustro alle spiagge del Lido perché era costruita su una pubblicità modella più spiaggia. Quindi questo è stato un messaggio che è arrivato poi su tutte le spiagge italiane e ha rivoluzionato un po' anche i poster, la pubblicità delle spiagge italiane. Vi richiudo soltanto un episodio importante di cui ha parlato prima Pietro Lando, vale a dire il periodo delle colonie. Anche il Lido ha avuto il suo periodo. Durante il periodo fascista le colonie sono state costruite abbastanza numerose su buona parte del sviluppo delle spiagge italiane. Il villaggio più importante è quello che ha ricordato prima Pietro Lando, costruito a Cattolica, un'intera formazione navale da guerra in cemento, opera del più prestigioso studio di architettura di Roma, che aveva quasi 500 anni di vita sulle spalle, tuttora esistente. Lo abbiamo scoperto, noi abbiamo fatto come Ministero dei Beni Culturali 15 anni di corso di archeologia e storia navale a Cattolica. Quindi mi sono interessato di questa colonia che era abbandonata, l'abbiamo vincolata, evitando così che venisse distrutta per farci alberghi. Dopodiché con il Comune abbiamo preparato un progetto, è stato restaurato, il villaggio era di proprietà della Regione Emilia-Romagna. La Regione l'ha donato al Comune e con il Comune abbiamo fatto un progetto che è stato realizzato, oggi è aperto, di un museo, non di un museo, ma di una sorta di, un po' come quello che c'è a Genova, c'è una grande rassegna della vita sottoacqua. Quindi non solo pesci, ma anche l'aspetto biologico legato alla botanica, che tuttora esiste. Ecco perché è stato fatto, perché buona parte di queste imbarcazioni in cemento avevano anche una parte sotterranea. Quindi la parte sotterranea è stata sfruttata per costruire le grandi vasche per i pesci. Questo grande impianto per balneare per i figli degli italiani all'estero. Guardate, il problema delle colonie ne accenniamo brevemente perché è oggi oggetto di una parte degli studi nuovi che vengono fatti, non ha riguardato solo il mare ma anche le montagne. Ogni grande industria italiana dopo il fascismo ha cominciato a costruire colonie. A Cesenatico ce n'è una straordinaria che era proprietà dell'ENI, è tuttora esistente, restaurata e funzionante. In montagna sono state tutte vendute, quelle famose della Fiat per esempio, sono state vendute e oggi sono alberghi. Però il fenomeno delle colonie ha riguardato per un certo periodo di tempo anche il mare, quando è diventato non più solamente un qualcosa di medicale, ma anche di vacanza. Devo dire che per i bambini ha unito le due cose. Sole, acqua e vacanza erano un aspetto salutare per queste colonie. Bene, grazie a tutti e buonasera.